qua passaggio molto morbido che viene intercettato da Gabriel, che va su altissimo per la schiacciata a due mani. Ora Sanders a giocare con Dom, poi la palla sul fondo per Chris Wright che lascia lì Petruccelli. Il tiro in testa però è molto corto, tiene vivo ancora per Della Valle contro Mascolo, che è un buon difensore. C'è l'aiuto palloso di Arefioi e Della Valle che arriva alla ferro con potenza e cattiveria. Moss sembra lavorare forte in punta, dentro la palla per Kane che può sfruttare il fisico per attaccare Kenny Gabriel, movimento classico di Tyler Kane. Questo però inizia bene rispondendo al canestro precedente di La Quintana, ancora per tenere sul -1 attaccata Tortona. Ora slip di Burns e poi invece Moore. Sesto punto per Lee Moore, cavallo di ritorno, ancora Mastro, attaccare di fisico, bello scarico per Tavernelli che questa volta ha spazio con 4 metri. Tavernelli che poi riapre per Mastro, ecco il box di Cannon. Mastro attacca verso il centro, fa saltare Moore, poi dalla media riesce a trovare l'equilibrio, che sta provando a rimettersi in partita attaccando dal palleggio. Questa volta lo fa molto bene contro Sanders, lo lascia lì con un primo passo bruciante per partire con Sanders chiuso da Mitchell Long. Ecco la palla per Kane, poi lascia lì Cobbins, può andare più forte per schiacciare Uccelli, l'azione di Kane, il +4, ora Della Valle, chiuso ancora in angolo per Uccelli, quello è il suo tiro e con l'esperienza va anche a prendersi un contatto palloso di JP Macura. Della Valle, altro box con slip di Cobbins, questa volta Kane chiude bene, Della Valle bravo però a leggere la difesa che si schiaccia in aria partendo dalla punta. Yoi va a lavorare con il box di Severini, 7 secondi, mezzo angolo per Cannon che si alza con fiducia, 60-67, 6:30 da giocare. Ecco questo blocco alto per Mitchell, che ancora una volta arriva bene al ferro per la seconda volta consecutiva. Ora Mastro a lavorare contro Long, end off di Doma per Sanders. Ecco il classico blocco di Kane, palla ancora su 5 metri per Dom che si alza buttandosi leggermente all'indietro Della Valle sul suo smarcamento per giocare ancora 2 metri Long con Cobbins. Questa volta la lettura è ottima, aperto sì, però forse un po' affrettato. Ora Della Valle ha spazio per attaccare contro Kane, lo lascia lì Della Valle, subisce il fallo di Tyler Kane, tanti spazi chiusi adesso per Tortona. Ora Sanders che ha poche luci di passaggio, pesca invece Dom con una tripla pazzesca dal mezzo angolo, prova a risolverla così, però c'è chance addirittura di overtime o di tiro della vittoria per Brescia sulla Sirena. Della Valle se lo prende dai 3 metri ma lo sbaglia e allora finisce così